La luce abbagliante del sole sui tetti e sulle vie del centro rende la città simile ad un grande forno. Caldo e afe estivi sono arrivati ed il meteo sembra intenzionato a far pagare con gli interessi il ritardo accumulato nella fredda e piovosa primavera. Martedì Treviso è stata la città più calda del Veneto con oltre 34 gradi, ma il picco è previsto tra giovedì e venerdì con temperature sui 40 gradi. Un'ondata di caldo che comporta un incremento di crisi respiratorie e colpi di calore. In questi primi giorni al pronto soccorso di Treviso si sono registrati dai 40 ai 50 accessi in più rispetto alla media del periodo, con punte di 60. Una trentina i ricoveri per problemi riconducibili al caldo eccessivo. Per far fronte all'emergenza, l'ULSS 2 ha da un lato aumentato la rete di assistenza domiciliare in collaborazione con i comuni e dall'altro potenziato il pronto soccorso. Creando dei turni aggiuntivi 8-24 e 24-8 di mattina con raddoppio dalle 8 alle 24 con 2 medici che sostanzialmente vanno a sopperire questa carenza, appunto a questo aumento di persone che afferiscono al pronto soccorso. Quindi un potenziamento da parte nostra che poi avrà un ulteriore potenziamento con 2 rapporti rivoluzionali che andremo a prendere dalla prossima settimana. Attenzione per gli anziani, per loro è stata attivata l'accoglienza diurna presso le strutture dell'ISRA, con aria condizionata e trasporto gratuito, e per chi ha scompensi cardiaci, asma e altri disturbi respiratori cronici. Evitare di uscire nelle ore più calde e bere molto. Anche perché picchi di questo livello non li abbiamo mai avuti, cioè 40 gradi è veramente un'emergenza importante, soprattutto in questo periodo, che eravamo tutti un po' impreparati, quindi l'aver supportato il pronto soccorso con persone nuove, soprattutto anche con infermieri, credo che possa aiutare molto. Allerta anche nei luoghi di lavoro. La FIOM CGIL ha diramato una nota per invitare i responsabili della sicurezza a sospendere i turni di lavoro nelle situazioni più critiche, dove cioè manchino impianti di ventilazione e condizionamento adeguati. Intanto, facendo un giro sotto il Sol Leone, si vede facilmente che, pur con tutte le cautele del caso, caldo ed estate erano attesi e desiderati. Va benissimo così, basta portarsi una bottiglietta d'acqua preso. Il freddo l'abbiamo tenuto fino a poco tempo fa, adesso arriva il caldo e ci lamentiamo. Lo sapevamo che era così. Come si combatte questo caldo? Si combatte a casa con il condizionatore. Però lei è fuori adesso? Sto andando di corsa, sono stato fermato. Insomma, lei la prende bene? Sì, anche perché io sono meridionale, sto giù a Lecce, c'è la tramontana, i Balcani sono nostri amici, per cui fra poco taglio la corda.